Italia per il buon governo a Taormina dedica a Silvio Berlusconi la convention, intanto Edi Bandiera approda a sud, chiama nord di Cateno De Luca. Si accresce il numero di voli tra la Sicilia e Roma e Milano, mentre arrivano altri soldi per gli sconti sui biglietti dei residenti. No alle bici a Punta Bianca, incidenti stradali in aumento e l'ACI avvia una formazione dei giovani nelle scuole. Un focus sul carcinoma prostatico oggi presso lo spazio Temenos di Agrigento e gli avvocati discutono della legge Cartabia. Seccono della Valle del Belice alla realizzazione di un parco eolico di 9 pale che dovrebbero essere impiantate nella zona. Il coro Santa Cecilia si esibirà il 6 gennaio nel corso della messa che il Papa celebrerà per l'Epifania, l'invito direttamente dal Vaticano. Tutto pronto per la partita Acragas-Reggina che torna ad Agrigento dopo più di 40 anni. Bentrovati dalla nostra redazione. Oggi apriamo con la politica e in particolare con il meeting del buon governo che a Taormina sta tenendo Forza Italia, che si incontra anche in vista delle imminenti europee. Il nostro presidente ci guarda dalla sua, a lui dedichiamo l'evento a Taormina e tutta l'azione che stiamo portando avanti con tante persone. Qualcuno pensava che Forza Italia sarebbe andata incontro ad un periodo buio e suggeriva perfino altri scenari e alleanze improbabili. Invece oggi Forza Italia è più forte che mai, lo ha dichiarato l'assessore all'economia della regione siciliana Marco Falcone al meeting del buon governo Etna 23 a Taormina. La 2 giorni di Taormina dice un momento di grande confronto e di ascolto, di proposte, di responsabilità. Forza Italia si relaziona con il mondo produttivo, imprenditoriale e professionale e con le parti datoriali e sociali e non si fa travolgere dai populismi. Vogliamo ribadire, conclude, che Forza Italia serve all'Italia ed è il motore di questa stagione di buon governo, con attenzione alle vicende interne e a quelle del mondo. Intanto Edi Tamaio si è portato avanti per l'Europea dichiarando disponibilità a candidarsi. E ancora parliamo di politica perché per Edi Bandiera invece c'è l'addio a Forza Italia e l'approdo a sud, chiama nord di Cateno De Luca. Ho deciso di aderire al movimento di Cateno De Luca per aiutarlo a diventare sindaco di Sicilia. Lo conosco da anni, dice, e con il mio gruppo abbiamo deciso di fare una scelta di campo convinta, prospettica in ambito regionale, ma anche nell'immediato per dare al territorio di Siracusa l'opportunità di poter contare su 7 parlamentari all'ARS per le iniziative di questo territorio, ma l'obiettivo del Movimento Sud Chiama Nord sarà quello di allargare il bacino di consensi e alzare le percentuali a partire da Messina e sull'intera Sicilia. Torniamo sull'argomento del caro voli, contrastato da più parti, ma la Regione non si arrende e tenta ancora un ulteriore dialogo con Roma che in tutta risposta stanzia più risorse per gli sconti, ci sarebbero altri 5 milioni e mezzo e più voli per la Sicilia da parte delle compagnie che aderiscono a questa idea. Sentiamo. Caro voli, la storia è infinita con la regione che continua a tentare di metterci una pezza, perché la regione potrà aumentare le risorse da destinare agli sconti sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti in Sicilia grazie a nuovi fondi stanziati nel decreto legge proroghe
Per il 2023-2024 si potrà passare dagli attuali 27 milioni e mezzo di euro previsti a un totale di 33 milioni, è quanto dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani, commentando l'approvazione dell'emendamento che stanzia 8 milioni di euro per aumentare la dotazione del fondo insularità in modo da garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per le due isole maggiori. In particolare, aggiunge l'assessore regionale alle infrastrutture Aricò, saranno assegnati alla Sicilia 5 milioni e mezzo di euro che il governo regionale utilizzerà per incrementare le somme a disposizione degli sconti per tutti i residenti che voleranno da e per gli aeroporti siciliani verso Roma e Milano. Lo sconto previsto dalla regione sarà del 25% e potrà arrivare al 50% per studenti disabili con almeno il 67% di invalidità e per chi ha un ISEE inferiore a 9.360 euro. Il presidente Schifani, inoltre, esprime vivo apprezzamento per l'adesione ufficiale di Ita Airways all'avviso della regione per l'applicazione automatica dello sconto sui biglietti aerei per i residenti nell'isola e per la decisione di aumentare, raddoppiandoli, il numero dei voli da Palermo e Catania per Roma e Milano durante il periodo natalizio. Schifani a tal proposito sottolinea il rinnovato clima di collaborazione istituzionale che si è instaurato con il nuovo management della compagnia di bandiera. Parliamo adesso di acqua perché potrebbero subire uno slittamento i turni di erogazione idrica perché da ieri non arriva l'acqua dal Fanaco dopo che Sicilia Acque ne ha interrotto il servizio, tradottosi in una interruzione ai comuni di Canicatica, Casteltermini, Ravanusa e al nodo Voltano ad Aragona, il quale a sua volta ha comportato una riduzione della fornitura idrica dei comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Porto Empedocle e alle utenze del Voltano. Speriamo che la situazione possa normalizzarsi presto. In arrivo multe salate per i ciclisti che percorreranno la strada che porta a Punta Bianca. L'allarme è stato lanciato da Mare Amico che oggi evidenzia la segnaletica con una foto, la vedete mentre vi raccontiamo di questo fatto, e afferma che è incredibile ma vero il divieto di transito delle bici nella strada agrigentina in assoluto più frequentata da questo mezzo, la strada provinciale 71 che peraltro, sottolinea Mare Amico, è l'unica che permette di andare a Punta Bianca. Parliamo di incidenti stradali perché sono in aumento nel 2022, 226 sono i morti e circa 15.000 feriti in Sicilia, con Palermo, Catania e Messina che sono in testa alla graduatoria dell'Istat. Proprio per questi dati l'ACI si è impegnata sul tema della sicurezza stradale e ha incontrato gli studenti, i giovani dell'Istituto Veterano di Sciacca. Sentiamo. Ricorre oggi la giornata mondiale in ricordo delle vittime delle strade. Per l'occasione è stato organizzato un incontro all'Amato Vetrano di Sciacca per informare gli studenti su quelli che sono gli effetti di alcol e droghe alla guida. I numeri di sinistri stradali causati dalla loro assunzione sono, come è noto, tristemente in crescita, spiega uno dei relatori ed organizzatori, Salvatore Bellanca, presidente di ACI Agrigento. Il 90% degli incidenti stradali è causato dal comportamento dell'uomo. Tra questi c'è l'uso di sostanze stupefacenti e di alcol che chiaramente destabilizzano quello che è il comportamento alla guida. Oggi siamo qui proprio per sensibilizzare i ragazzi, cercando di far capire che assumere dell'alcol e poi mettersi alla guida è molto pericoloso e può causare, anzi
causa incidenti stradali di alto rischio, anche mortali. L'ACI spesso viene vista come un ente che serve solo per il pagamento del bollo oppure per la rimozione dell'auto in panna sulla strada, ma non è così. ACI ha diverse mission, tra cui quella su cui punta veramente è quella della sicurezza stradale, che ne ha fatto sempre un cavallo di battaglia. In Italia sappiamo che muoiono circa da 8 a 9 persone al giorno. Significa, per avere un esempio, che in un anno è come se sparisse il paese di Caltabellotta, cioè cancellato dalla cartina stradale un paese intero. Questo non è più sopportabile, quindi noi dobbiamo cercare di avere un cambiamento radicale che pone al centro la vita umana, non solo quella di chi guida ma anche degli altri, e fare del rispetto delle regole un vero stile di vita. Oggi è la giornata internazionale per le vittime della strada ed era indispensabile promuovere e organizzare una manifestazione di questo genere con relatori importanti come l'ACI di Agrigento, ma anche il CERT è presente, e anche una compagnia assicurativa che chiaramente promuove anche la sicurezza in strada. Una giornata importante, è vero, perché comunque la scuola ha un compito arduo, quello di inculcare nelle nuove generazioni il rispetto delle regole anche su strada soprattutto, quindi non solo il rispetto delle regole generali per strada, quando si è per strada, ma anche evitare l'uso di sostanze alcoliche e di droga, perché sono comunque sostanze che provocano sicuramente uno scombussolamento nel nostro corpo e quindi ci portano ad avere un comportamento non corretto e questo fa sì, insomma, che succedano gli incidenti. La scuola è un posto che deve educare alle nuove generazioni a promuovere atteggiamenti giusti, corretti, e che soprattutto sensibilizzare le nuove generazioni, i giovani, a comportarsi correttamente e al rispetto sicuramente delle regole, soprattutto su strada, per evitare che succedano questi incidenti. Come abbiamo detto poc'anzi, sono tantissimi gli incidenti stradali che purtroppo causano vittime, non solo vittime, anche feriti, che poi insomma, magari hanno delle conseguenze che si portano lungo il resto della propria vita. E a proposito ancora di incidenti, traffico bloccato per lungo tempo con file snervanti alla rotonda Portaurea, dove 2 auto stamane sono venute in collisione. Un altro sinistro si è registrato a Palma di Montechiaro, nella zona marina, dove una Lancia Y si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento e il conducente è stato trasferito alla San Giacomo d'Altopasso di Licata per avere riportato alcune ferite. Genitori e alunni al centro di un progetto che il Comune di Realmonte ha elaborato per promuovere la crescita sociale, contrastando le azioni di sopraffazione, le dipendenze e il bullismo. Oggi si è svolto il primo tavolo tecnico relativo al progetto proposto dall'amministrazione comunale con la presentazione alla dirigente scolastica e del garante dei diritti dell'adolescenza e dell'infanzia. Il tavolo tecnico odierno è stato composto dalle diverse realtà presenti sul territorio di Realmonte, la parrocchia, il comune, la scuola, con appunto il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi si è discusso sulle potenzialità di questo territorio, ma anche di qualche criticità che è stata messa in luce per dei progetti specifici che rendano più consapevoli le famiglie e i ragazzi in ordine a delle problematiche attuali. Io, nella qualità di sindaco del comune di Realmonte, non posso che manifestare la mia enorme soddisfazione rispetto ad un tavolo proficuo dove è stata manifestata la disponibilità sia della dirigente scolastica che di Don Fabio che appunto dall'amministrazione comunale che rappresento,
dove insomma il Garante ha potuto cogliere gli aspetti più urgenti e peculiari di Realmonte. Oggi veramente è un momento importante di cui siamo felici di esserci seduti a questo tavolo, di avere conosciuto il professor Pira, che è il garante dell'infanzia e dell'adolescenza per il comune di Realmonte, per i bambini, i ragazzi della città di Realmonte, e quindi come scuola siamo pronti, siamo impegnati a poter creare dei percorsi, a poter collaborare, a far fronte ai fini proprio della coesione sociale tra tutte le istituzioni. Oggi è stato il mio esordio da garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e devo dire un ottimo esordio, potremmo dire buona la prima, perché abbiamo capito che c'è un'unità di intenti per lavorare sul territorio e con il territorio su progetti che mettano al centro i bambini, gli adolescenti e li rendano protagonisti di un territorio che ha tantissime bellezze e che può esprimere tantissima bellezza. Quindi credo che il lavoro che progetteremo nei prossimi mesi sarà un lavoro che ci permetterà di affrontare questo momento di emergenza educativa con le dovute cautele, ma anche con tanta buona volontà e dei progetti che saranno, speriamo, all'altezza di quello che ci chiede il territorio. Ecco, abbiamo iniziato questo percorso, possiamo dire, formativo con la scuola, con il sindaco e il professore Pira e anche con la Chiesa, perché la formazione soprattutto degli adulti aiuta ad avere un risvolto verso i ragazzi, i giovani, quindi ci auguriamo che questo percorso formativo possa formare le nuove generazioni. In un tempo si parlava proprio che il tempo che stiamo vivendo è un tempo nuovo, quindi dove il cambiamento avviene veloce, quindi abbiamo bisogno di strumenti che possiamo avere nelle mani perché ci sia un mondo migliore. Quindi ecco, l'augurio che le istituzioni, mettendoci insieme, possiamo creare un paese, una città, degli ambienti diversi e possano sempre guardare in avanti con la speranza. Parliamo adesso di sanità, un importante e interessante convegno stamane sui temi della sanità con un focus sul carcinoma prostatico. Oggi un'interessante iniziativa, un focus sul carcinoma prostatico, sulle novità. Ecco, ci faccio una buona relazione su qual è lo status della malattia qui ad Agrigento oppure in generale. È un evento estremamente importante che io ho voluto fortemente perché le novità nell'ambito della gestione del carcinoma della prostata sono veramente tante negli ultimi 20 anni. Noi oggi conosciamo meglio la malattia e sappiamo come curarla meglio e abbiamo in realtà modificato la storia naturale di questo tumore. Un tumore che rappresenta una malattia ad impatto sociosanitario notevole, considerate che in Italia sono attesi 40.000 nuovi casi all'anno e che in Italia ci sono 560.000 uomini che vivono con il loro carcinoma prostatico o che sono stati trattati e guariti per carcinoma prostatico o che continuano comunque a controllarsi per aver avuto questo tumore. Ci sono state delle innovazioni importanti sia nell'ambito della diagnostica, sia nell'ambito della chirurgia, sia nell'ambito della radioterapia, ma principalmente nell'ambito della terapia oncologica di tipo medico. Io ricordo, non essendo più giovanissimo, che 20 anni fa avevamo veramente molto poco per trattare la malattia nella fase metastatica. Avevamo la famosa puntura che viene fatta mensilmente o trimestralmente, il cosiddetto analogo LH-RH, e poi quando la malattia sfuggiva, diventava resistente a questa terapia, che è la terapia androgeno deprivativa, di fatto avevamo poco o niente per impattare sulla sopravvivenza. Oggi si è aperto un mondo con l'arrivo dei nuovi antiandrogeni,
con l'arrivo addirittura dei cosiddetti PARP inibitori, che sono dei farmaci che possono essere utilizzati nella malattia diventata resistente alla terapia androgeno deprivativa, lì dove c'è l'espressione di una mutazione genetica che riguarda il sistema di riparazione del DNA. E poi abbiamo anche grossi progressi nell'ambito della medicina nucleare a scopo terapeutico. Oggi noi possiamo utilizzare, o meglio tra poco potremo utilizzare anche il lutezio per il controllo di una malattia che è sfuggita anche alla terapia medica. Quindi veramente un evento importante, un evento che vuole cambiare la pratica clinica quotidiana di ognuno di noi, e credo che eventi di questo tipo debbano essere periodicamente fatti proprio per un aggiornamento costante nell'interesse della garanzia della salute per i nostri pazienti. Oggi un'interessante iniziativa, un focus sul carcinoma prostatico. Ecco, quali sono le novità che annuncerete, diciamo, alla platea presente? Assolutamente, Nino Savarino anche per quest'anno ha avuto questa intenzione di fare una giornata appunto di focus sul carcinoma prostatico, presentando, passeremo in rassegna tutte le innovazioni che ci sono sia in campo diagnostico che terapeutico su questo tumore, che ha sempre un'incidenza maggiore non solo nella fascia di età anziana ma anche nella fascia di età un po' più giovane. Parecchie novità dal punto di vista soprattutto diagnostico verranno appunto elencate e approfondite nella sessione che andrò a moderare. Ecco, nella nostra provincia la casistica come viene fatta? Insomma, maschi, donne, ragazzi, bambini? No, ovviamente il carcinoma prostatico si rivolge esclusivamente alla popolazione maschile. Devo dire che prima, in passato, le tecniche di imaging a disposizione non permettevano una diagnosi precoce, pertanto questo veniva evidenziato probabilmente anche in fascia più anziana anche per questo. Ad oggi le armi diagnostiche che abbiamo a disposizione sono assolutamente permettono di fare una diagnosi assolutamente in epoca più precoce. Oggi un interessante approfondimento, un focus sul carcinoma prostatico, novità diagnostiche e terapeutiche. Un evento sicuramente importante per tutto l'ordine e per il loro aggiornamento professionale. È un evento importantissimo per la sanità agrigentina, per i pazienti agrigentini, e grazie al lavoro fatto dagli oncologi, dagli urologi, dai radiologi della nostra ASPI abbiamo avuto risultati eccellenti per una patologia che sicuramente sempre più aumenta in termini numerici. Per fortuna, ecco, e noi siamo sempre pronti a sponsorizzare e a presenziare in queste manifestazioni scientifiche che portano sempre a una veloce diagnosi e quindi una terapia, date anche le ultime terapie innovative e qui vengono applicate per avere poi risultati eccellenti. Un convegno interessante, un focus sul carcinoma prostatico. Ecco, qual è la situazione attualmente nella nostra provincia e anche dove lei lavora in generale? Sì, io faccio parte del team che si occupa del paziente che ha una diagnosi di carcinoma prostatico, paziente che viene preso in carico da un gruppo appunto di medici che vanno dal radiologo, dall'anatomopatologo che fa la diagnosi, che siamo noi, al radioterapista, all'oncologo, al chirurgo, dipende dalle situazioni. Nell'ASP di Agrigento abbiamo tutti i mezzi per poter prendere in carico il paziente a 360 gradi. Nella mia realtà, proprio come anatomia patologica, abbiamo tutti i mezzi per fare la diagnosi, lavoriamo in simbiosi con i radiologi, adesso si fanno le agobiopsie mirate, questo ci permette di fare spesso diagnosi anche precoci di lesioni che possono andare in sorveglianza attiva, siamo all'avanguardia perfettamente con i mezzi necessari per prendersi cura sul vero senso della parola del paziente. Per la prevenzione che consigli dare a chi soffre magari a sua insaputa, i primi sintomi, qualche consiglio?
La prevenzione è asintomatica, quindi bisogna andare prima che arrivano i sintomi. Il PSA, diciamo, può essere di aiuto. Dopodiché avere anche un medico curante che deve essere all'avanguardia anche lui e sapere che esistono i mezzi, appunto, per quello che spesso noi facciamo congressi incontrando anche i medici curanti, perché sono appunto l'interfaccia tra il paziente e gli specialisti. No al parco eolico a Sambuca di Sicilia. Lo dicono amministratori, cittadini, imprenditori, ambientalisti e operatori culturali della Valle del Belice che disapprovano il progetto che prevede la realizzazione di un grande parco eolico con 9 pale alte fino a 200 metri ciascuna nel territorio dei comuni di Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Contessa Entellina e Menfi. Sono le dimensioni di un palazzo di una 70 di piani. Il nostro paesaggio rischia di subire una violenza inaudita, lo spiega Giuseppe Cacioppo, sindaco di Sambuca di Sicilia, che sottolinea come nel 2016 abbia conquistato il titolo di borgo più bello d'Italia. Il Consiglio Comunale di Sambuca ha già approvato all'unanimità un atto di opposizione contro il progetto. Ancora un altro convegno, questa volta si parla della riforma Cartabia, avvocato civilista al Bivio, se ne è discusso stamane, l'iniziativa è stata organizzata dalla Camera Civile di Agrigento e dall'Ordine degli Avvocati. Vediamo. Un'interessante iniziativa oggi che parla della figura dell'avvocato nell'ambito della nuova riforma Cartabia. La Camera Civile di Agrigento, che è aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili, ha voluto fortemente oggi la celebrazione di questo convegno che ha per titolo la riforma Cartabia, avvocato civilista al bivio, ordinario o semplificato, riti a confronto, peculiarità e criticità. Proprio perché vuole dare una giornata di studio, di approfondimento a tutti i colleghi a seguito, diciamo, di questa riforma Cartabia che ha un po' stravolto quella che era l'applicazione, diciamo, del rito che era il rito ordinario. Quindi oggi abbiamo anche questo nuovo rito, il rito semplificato, che praticamente tende a ridurre quindi i tempi del processo, visto che c'è questa necessità, questa, diciamo, esigenza di tutti, sia da parte, diciamo, degli addetti ai lavori e sia anche dai cittadini che vogliono quindi una giustizia certa e immediata. Quindi stiamo cercando quindi di capire quali potrebbero essere le possibili criticità e le peculiarità di questi nuovi riti, proprio per dare una migliore quindi servizio al cittadino, per ottenere sempre la tutela dei propri diritti. Grazie. È un'iniziativa interessante che prende spunto da questa riforma che ha creato non pochi problemi, non tanto interpretativi quanto pratici, a noi avvocati, e che con la Camera Civile di Agrigento, iniziando da questo convegno, vogliamo pian piano, come dire, risolvere, chiarire, cercare di diciamo, soprattutto sotto l'aspetto pratico, trovare degli spunti che all'operatore del diritto servono per poter, diciamo, svolgere l'attività professionale nel migliore dei modi, e d'altro canto poter anche i magistrati espletare la loro attività senza nessuna diciamo, problematica afferente a dubbi interpretativi. Per cui oggi noi iniziamo questo ciclo di convegni improntati su un approccio pratico e sulla partecipazione della platea di avvocati che all'esito di ogni relazione potranno intervenire per fare le domande del caso, nella speranza di ricevere immediata risposta. Avvocato, oggi un interessante convegno organizzato qui al Tribunale dalla Camera Civile
in merito al ruolo della nuova figura dell'avvocato nella riforma Cartabia? La riforma La riforma Cartabia è l'ennesima riforma del codice di procedura civile ed è stata fatta, deriva dal Covid, perché il Covid ha determinato problemi in tutto il mondo e quindi per poter ottenere i finanziamenti da parte della Comunità Europea si è dovuto intervenire in 6 settori. Uno dei 6 settori è il settore giustizia, perché la Comunità Europea lamenta che il nostro processo è lento sia in civile che in penale. Da lì la riforma Cartabia. Questa riforma si distingue dalle altre riforme perché oltre a riformare il codice, finalmente anche dovrebbe dare dei finanziamenti al settore giustizia anche per l'introduzione dell'ufficio del processo. Noi in Italia noi come operatori di giustizia abbiamo sempre contestato, e io continuo a contestare, che per arrivare ad un processo più celere sia necessaria una riforma. Questo non è assolutamente vero. Ogni riforma crea incertezza di diritto, crea problemi, crea una nuova giurisprudenza che si deve formare. Dunque, anche se in ogni riforma ci sono degli aspetti nuovi, per poter funzionare ogni settore e quindi anche il settore della giustizia, l'elemento principe è l'elemento economico. Non vorrei annoiare perché le interviste vanno al pubblico e il pubblico della riforma Cartabia non se ne interessa. Ecco perché ho detto che se si vuole riformare la sanità, la scuola, il problema è dato dagli uomini e dai mezzi. Gli uomini e mezzi significa il denaro e quindi speriamo che alla giustizia confluisca quel denaro che sia necessario per avere cancellieri, impiegati, funzionari e maggiori numero di magistrati. Così desidero chiudere il mio intervento di immediata comprensione. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco. I giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno dichiarato legittimo l'arresto dell'ex giudice Silvana Saguto, del marito Lorenzo Caramma e dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, amministratore giudiziario e braccio destro per anni dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. L'arresto dell'ex giudice Silvana Saguto, del marito Lorenzo Caramma e dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, braccio destro per anni, dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo è stato dichiarato legittimo. A stabilirlo la Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la correttezza dell'operato della Procura Generale Nissena, che aveva disposto il carcere per i 3 in seguito alla sentenza emessa dalla Cassazione nell'ambito del processo nato dallo scandalo nella gestione dei beni confiscati. I giudici, al termine dell'incidente di esecuzione, hanno stabilito che 3 devono restare in cella ed hanno rigettato i loro ricorsi. Contestualmente hanno però accolto quello presentato dall'avvocato Lillo Fiorello per il professore Carmelo Provenzano dell'Università Core di Enna, che torna quindi libero. Nel suo caso, come ha sostenuto
sostenuto la sua difesa ed ha riconosciuto anche la Corte, la pena potrebbe essere effettivamente rideterminata con il nuovo processo d'appello, dunque la condanna a 6 anni e 8 mesi non è definitiva. Per gli altri invece, secondo i giudici, a dispetto dell'appello bis disposto per diversi capi di imputazione dalla Cassazione, resterebbe comunque in piedi un nucleo della pena che supera i 4 anni di reclusione, che è già definitivo, dunque non più modificabile. I loro difensori, gli avvocati Ninni Reina, Sara Bartolozzi, Antonio Sotto Santi e Sergio Monaco, sostengono invece il contrario. Gli arresti dei 4 erano avvenuti improvvisamente, oltre 48 ore dopo la sentenza della Suprema Corte, un dispositivo decisamente complesso che in molti casi è risultato di difficile comprensione persino agli avvocati, tanto che la Suprema Corte, cosa mai accaduta nella storia, aveva dovuto fare un comunicato stampa per spiegarlo. Per Saguto, che dal Pagliarelli è stata trasferita a Roma, ed il marito. È stata proposta anche un'istanza di scarcerazione al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Le loro condizioni di salute, secondo i loro difensori, sarebbero incompatibili con la detenzione in cella. Arresto in flagranza di reato e domiciliare in attesa di udienza di convalida per 2 palmesi di 46 e 39 anni trovati in possesso di 108 grammi di cocaina. L'accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti. I 2 sono stati fermati nel corso di un controllo dagli agenti del commissariato di Palma che, notando un comportamento sospetto e considerato che 2 erano già noti alle forze dell'ordine, hanno dato corso alle perquisizioni di rito che hanno permesso il ritrovamento della sostanza stupefacente. E il prossimo 6 di gennaio il Coro Santa Cecilia di Agrigento si esibirà a Roma nel corso della Messa dell'Epifania celebrata da Papa Francesco, un invito che è arrivato al Coro Santa Cecilia direttamente dal Vaticano. Con una nota ufficiale il Vaticano ha invitato il Coro Santa Cecilia di Agrigento ad esibirsi a Roma nella Basilica di San Pietro in occasione della Santa Messa dell'Epifania celebrata da Papa Francesco il prossimo 6 gennaio in occasione del 60° anniversario della sua fondazione. Il Santa Cecilia dunque parteciperà alla solenne liturgia insieme al coro guida delle celebrazioni pontificie. Il direttore della Cappella Sistina, Marcos Pavan, esprime il suo compiacimento al coro dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia, affermando che questo importante traguardo merita il riconoscimento di tutti per gli eccezionali successi musicali e l'encomiabile impegno del coro nella comunità. Desidero, conclude, che il vostro straordinario talento musicale venga condiviso con i fedeli presenti e con un vasto pubblico internazionale che seguirà la cerimonia attraverso i mezzi di comunicazione. In occasione della terza giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano, ha pubblicato sul settimanale cattolico agrigentino L'Amico del Popolo un messaggio nel quale afferma: il 18 novembre la Chiesa italiana celebra la terza giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Come leitmotiv di questa giornata, dice, è stato scelto un versetto tratto dal libro del profeta Geremia: la bellezza ferita, curerò la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe. Ed è morto ieri a causa di un male incurabile il comandante del nucleo
Polizia Economica della Guardia di Finanza di Agrigento, Maurizio Pellegrino. L'ufficiale aveva 53 anni, lascia la moglie e 2 figli. Il comandante regionale delle Fiamme Gialle, il generale Cosimo Di Gesù, ha espresso il suo cordoglio affermando senso di profonda gratitudine per il prezioso contributo fornito al corpo con passione ed dedizione da irreprensibile servitore dello Stato. Ci stringiamo, ha concluso, con cristiana partecipazione alla famiglia in un affettuoso e commosso abbraccio. E siamo giunti allo sport. Carmelo Lentini ci parla della partita di domani dell'Acragas che affronterà la Reggina. Dopo 2 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia in appena 8 giorni, l'Acragas cerca riscatto ospitando all'Esseneto la Fenice Amaranto di Reggio Calabria, complesso forte in ogni reparto che si è rafforzato adeguatamente nel corso del torneo di Serie D. Mister Coppa ha fatto eccezione del difensore Eceverria, che si è operato al ginocchio nei giorni scorsi, spera di avere a tempo pieno il fantasista Jama, assente per un fastidioso infortunio. Formazione chiaramente in alto mare, sicuramente con qualche sorpresa. Quindi si gioca il 14° turno di questo campionato di Serie D Girone I, che vede l'Acragas, l'incontro Acragas la Fenice Amaranto, arbitrata dal signor Davide Galiffi di Alghero. I suoi assistenti saranno Stefano Kossovic di Varese e Matteo Franzoni di Lovere. Anche il Canicattì ospita in un derby invocato la San Cataldese. L'arbitro sarà Adrian Lupischi di Albano Laziale, mentre i suoi assistenti saranno Cristiano Rosati di Roma 2 e Andrea Scionti di Roma 1. Impegno anche per il Licata fuori casa che affronta la Gioiese. Questa partita verrà arbitrata da Ibrahim Rashid di Imola. I suoi assistenti saranno Matteo Laur di Modena e Francesco Lanfredi di Sofia di Bologna. Inoltre si giocheranno Reale Casalnuova Nuova Igea, Città di Sant'Agata Portici, Ragusa Siracusa, Trapani San Luca, Vibonese Città da Cireale e riposeranno Locri e Castrovillari. Ed ora spazio alle interviste. Mister Marco Coppa, un'altra big del campionato è attesa domani all'Esseneto, arriva la Fenice Reggio Calabria, l'ex Reggina, una partita molto importante per entrambe le formazioni in lotta per obiettivi differenti. Che partita dobbiamo aspettarci? Ma innanzitutto credo che sia bello domani affrontare una squadra che per storia credo che sia la compagine più importante di questo campionato e quindi credo che sia bello per tutti. E parlo per i tifosi, per la città e anche per noi addetti ai lavori, ricevere la Reggina. Dopodiché nel momento in cui è iniziata la partita dovrà essere una partita come tutte le altre nostre, tentando di non sbagliare assolutamente l'approccio, con l'augurio che qualcuno possa davvero essere rientrato in maniera definitiva e di non farmi brutti scherzi durante i 90 minuti. Che avversario ti aspetti domani all'Esseneto? Un avversario, ho visto alcune partite della Reggina, un avversario di qualità, è un avversario anche con degli elementi che hanno giocato in categoria superiore, è un avversario organizzato, è un avversario che quando va a giocare sempre sentendo la maglia che porta addosso, sapendo che c'è un tanto seguito di tifosi ovunque vanno, per cui domani mi aspetto una partita da parte loro anche di grande agonismo, ma è giusto così, noi però siamo pronti. Per l'Acragas, oltre alla concentrazione e alla determinazione, cosa servirà per portare a casa l'intera posta in palio? Io credo che domani ci voglia passione, oltre a tutte le cose che abbiamo sempre messo, ma domani credo che ci voglia anche passione per il lavoro che facciamo. Perché deve essere tutto spinto dalla voglia appunto di voler giocare questo tipo di partite, perché tanti le vorrebbero giocare al posto nostro, per cui domani credo che la parola giusta sia passione. Il fattore campo quanto potrebbe essere determinante? Ma io non credo mai che sia determinante in positivo e in negativo per qualcuno, io credo che
risulti sempre negativo sia per noi che per gli avversari, perché molti pensano che probabilmente noi ci troviamo bene nel nostro campo. No, non è vero, noi vorremmo anche tentare di giocare in un campo con condizioni diverse, perché comunque noi abbiamo tanta qualità, perché noi tentiamo di giocare a calcio, per cui anche noi vorremmo, ripeto, giocare in condizioni diverse, per cui sarà determinante sicuramente, ma per entrambe le squadre sia negativo che positivo. Un'ultima domanda: domani per te la posta in palio che valore, che importanza ha? Per me la posta in palio non è domani la regina, per me domani la posta in palio è tutte le domeniche. Io ho fatto una riunione con i ragazzi, è stata una bellissima riunione dove ho parlato soprattutto con i più giovani, facendo capire a loro che noi giochiamo per i punti, noi non giochiamo più, molti di loro devono capire che non giocano più nei campionati giovanili, ma giocano in una prima squadra, giocano per l'Agragas. Quello che conta per noi la domenica sono i punti, sono le soddisfazioni che dobbiamo dare ai tifosi. Ci sono tante responsabilità per dover far bene tutte le domeniche, e questo non dipende certamente dall'avversario. E termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci fin qui seguito, vi rimandiamo alle prossime edizioni e naturalmente un appuntamento con la nostra informazione che come sempre tornerà ad aggiornarvi lunedì alle 14. Ne approfittiamo per augurare a tutti un buon weekend.